Marta e Martina si conoscono fin dalla prima elementare. Ma ora le cose sono cambiate. Non si parlano più. Un litigio, una incomprensione. Ma cominciamo dall'inizio. Alle elementari Marta e Martina sono in una classe molto vivace e rumorosa. La maestra è contenta nel vedere che i bambini stanno bene insieme, sia pur così disordinatamente. Anche quando tornano a casa, le due bambine sono un vero fiume in piena, desiderose di raccontare quello che hanno fatto ai loro genitori. Anche di pomeriggio si incontrano, insomma, non perdono un istante per stare assieme. Finita la quinta elementare, vanno assieme a vedere gli elenchi delle classi alle medie. Sono molto impaurite, si sentono come se fosse il loro primo giorno di scuola. Ma quando scoprono di essere in classe insieme, scoppiano dalla gioia. Marta, vuoi venire alla lavagna? In prima media, Marta e Martina ottengono buoni risultati. La loro classe diventa ben presto simile a quella delle elementari. Ragazzi, ma insomma, dove credete di essere alle elementari? Rimettete tutto a posto! Allora? Comunque, gli insegnanti sono soddisfatti del dialogo che gli alunni riescono a instaurare tra loro e del fatto che cerchino un continuo confronto con i docenti. 35. Anche a casa le cose non sono cambiate. Sono svegliata, 7:30 è arrivato il pullman. 8 sono andata a scuola. I genitori non riescono a contenere l'esuberanza delle due ragazze quando cominciano a raccontare le loro giornate. Non usano ancora il cellulare per comunicare tra loro. Cercano di vedersi quasi ogni giorno per raccontarsi i loro segreti e le loro storie. Ciao Marti, scendo subito. Ritroviamo le due ragazze in seconda media. La classe è meno rumorosa di prima. I ragazzi ora si scambiano SMS di nascosto, oppure andando in bagno. Scusi, posso uscire? Devo andare a... Anch'io. Sì, vabbè, ma fate in fretta. I ragazzi hanno anche smesso di fare domande ai professori. Quando hanno bisogno di chiarimenti, li chiedono direttamente di pomeriggio tramite i social network e le chat. Le due ragazze non hanno ancora il cellulare e si sentono un po' escluse dal resto della classe. Così insistono con i genitori per averlo. Da quel momento i pomeriggi che prima le due ragazze trascorrevano insieme vengono ora impiegati a comunicare via SMS, nonostante le due ragazze abitino a pochi metri di distanza. È passato del tempo, come si diceva all'inizio. Le due ragazze non si parlano più. Non hanno litigato, non si sono allontanate, semplicemente non si parlano più, come tutti gli altri del resto. Nessuno parla perché nessuno ne ha bisogno. La classe è silenziosa come un cimitero. Non c'è rumore nemmeno durante l'intervallo, perché i ragazzi ascoltano musica e guardano video sul computer, ognuno per conto proprio.
A casa non si sente più il rumore delle loro parole. Appena entrati in casa, le due ragazze accendono il computer e iniziano a chattare. Un pomeriggio, quando sono una di fronte all'altra, Martina prova ad aprire la bocca per dire qualcosa, ma non esce nessun suono. Martina. Meno male, allora posso parlare. È solo un sogno. Cosa stai facendo? Sto venendo a trovarti. Lilli!